Ben ritrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizoe e ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Nelle aree rurali del Veneto sono stati finanziati interventi per 60 milioni di euro in 6 anni grazie a Leader. Il Veneto è infatti la prima regione in Italia per avanzamento della spesa. Il dato emerge dal report sullo stato di avanzamento finanziato ed elaborato dall'autorità di gestione del PSR Veneto, che fa il punto sull'attuazione della misura Sviluppo Locale Leader nel quadro di programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione del Veneto. A questa strategia messa in atto attraverso i GALI, gruppi di azione locale sostenuta con fondi europei, il Veneto ha destinato 70,2 milioni di euro, diventate 89,1 a seguito dell'allungamento al 2022 della programmazione europea. All'interno di questo budget complessivo, la dotazione riservata all'attuazione della strategia, intesa come risorse destinate a beneficiari pubblici e privati del territorio tramite bandi, è arrivata a toccare i 75,8 milioni di euro. Di questi l'80,2% è già stato concesso, ossia assegnato ai beneficiari, e il 56,9%, pari a 43,3 milioni di euro, è stato materialmente liquidato. Secondo le elaborazioni della rete rurale nazionale, il Veneto è la prima regione italiana per avanzamento e stacca di oltre il 10% la Puglia, seconda regione a livello nazionale. E adesso vi parliamo della maculatura bruna del pero e del progetto del servizio fitosanitario della Regione del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova per prevenirla. Quanto rischia di perdere per la maculatura del pero in termini di produzione? Fino all'anno scorso avevamo un danno anche del 90%. Il Servizio Fitosanitario Regionale del Veneto e il Dipartimento TESAF dell'Università di Padova stanno studiando la diffusione delle spore dello Stenphilium e della alternaria responsabili del patogeno, con un progetto che prevede una diversa gestione del cotico erboso del frutteto suddiviso in 3 parcelloni. Comprende una lavorazione completa del cotico all'interno della fila, una zona dove invece viene mantenuta solo la foglia larga, quindi un diserbo selettivo sulla foglia stretta, mentre un altro parcellone, l'ultimo, dove c'è l'inerbito normale, quello che normalmente si trovava all'interno del frutteto. La prima fase della sperimentazione avviene in campo con trappole munite di vetrini a cui si attaccano le spore. Settimanalmente veniamo e sostituiamo i vetrini, portiamo i vetrini con le spore in laboratorio e contiamo quante spore si sono attaccate nella settimana precedente. Posso dire che le osservazioni precedenti svolte da noi e da altri colleghi paiono suggerire che la lavorazione del cotico riduce il numero di spore presenti rispetto alla tesi per esempio inerbita, e quindi la lavorazione del cotico dovrebbe ridurre il rischio di infezioni. Un'altra delle prove che stiamo effettuando è quella di verificare la sensibilità degli isolati di Stenphilium e di alternaria che isoliamo da campo ai fungicidi che sono utilizzati correntemente. Potrebbe essere anche interessante verificare l'ipotesi di utilizzare anche dei prodotti naturali a base di microrganismi benefici. Nel corso dell'audizione informale che si è svolta nei giorni scorsi presso le Commissioni Agricoltura di Camera e Senato, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha presentato lo stato dei lavori per la definizione del Piano Strategico Nazionale Italia per la PAC 2023-2027. In particolare il Ministro ha spiegato l'intenzione di trasmettere alla Commissione Europea una versione aggiornata del piano entro il prossimo 31 luglio e ha presentato le principali caratteristiche della proposta di piano strategico e i punti salienti della posizione che sarà tenuta dall'Italia nell'interlocuzione con la Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea. Il nodo principale che il Ministro auspica di poter sciogliere velocemente è dato dall'accordo sul riparto dei fondi FEASR tra le regioni e province autonome italiane, che non è ancora stato raggiunto e che è fondamentale per poter rispettare la scadenza del 31 luglio. A livello regionale sono in corso i lavori per l'elaborazione del complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico della PAC 2023-2027. Uno sguardo adesso alle previsioni del tempo legate ai nostri campi con l'agrometeo di ARPAV. Il tempo è in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature che nel fine settimana sono salite ben sopra le medie del periodo, ha permesso di concludere nella maggior parte delle aziende la raccolta delle ciliegie che quest'anno, a differenza dello scorso anno, sono state favorite dall'assenza di gelate primaverili.
In previsione la settimana trascorrerà all'insegna del caldo con temperature che si manterranno ben superiori alla norma. Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, salvo qualche tratto di variabilità che potrà portare dei locali rovesci e temporali, più probabili però sui rilievi. Ed ora diamo voce al nostro chef Alessandro Mazzone. Oggi andiamo a presentare una ricetta della tradizione veneta che andrà ad esaltare due grandi prodotti e due eccellenze del territorio veneto, in particolare gli asparagi di Badoaere IGP e il grana padano DOP. Recuperate delle tagliatelle di pasta fresca, nel frattempo puliamo gli asparagi, mondiamoli, i gambi li andremo a cucinare a parte, sempre sbollentandoli, andandoli poi a frullare per ottenerne una crema. Le punte anch'esse leggermente sbollentate. Finiamo guarnendo con la nostra spuma di grana padano DOP. Vi presentiamo in abbinamento Maciete Fumé 2016, un vino che fa una breve macerazione in parte sulle bucce e viene poi passato in botti di rovere. Bene, grazie davvero a tutti. AgriNews torna nella prossima puntata.